Ecco il passaggio della fiamma paralimpica portata tra le vie del centro di Mestre e salutata con calore e partecipazione dei cittadini. È il simbolo che raccoglie e unisce i popoli nel mondo. Nella speranza che ci sia cultura educativa, educazione e comportamento verso gli altri. È una base essenziale che accomuna l'essere umano su questa terra della quale siamo ospiti. Di adesso ci sono le Paralimpiadi. Sì, ma queste sono le migliori perché sono i ragazzi diversamente abili a questi giochi che ci danno le massime soddisfazioni, migliori forse qualcuna di quelli che abbiamo già visto. I 15 tedofori salutati con affetto dalla gente, tra mani tese e applausi sinceri. L'emozione dello sport che unisce tutti. Tra i tedofori Gianluca di Pellestrina, scelto per rappresentare il territorio. La sua commozione evidente parla più delle parole. Lo sport per me rappresenta un modo di esprimersi, è un parallelismo penso anche alla vita quotidiana, dove tutti i valori e il modo di comportarsi si rappresentano anche nello sport. A bordo strada famiglie intere come quella arrivata da Bergamo, nonna, genero e nipote, per sostenere uno dei loro atleti preferiti. Tanta emozione, mio nipote Pietro è autistico che è molto emozionato anche lui, è il numero 73, passerà fra un attimo. Un momento semplice ma vero, di quelli che restano. Le cadute sono tante, ma anche le risalite, rimettersi in piedi è una grande forza e loro danno uno stimolo in questo praticamente, quindi assolutamente essere qui è bellissimo per loro perché è anche per noi, per tutti, è una festa praticamente. Un minuto tranquillo Gianluca, vedo? Sì, sì.